Ringrazio il Rettore per avermi invitato a questa bella riunione e alla presentazione del libro sui 40 anni dell'Università. E questa università vuol dire qualcosa per il Friuli e aver collaborato tra i propulsori per arrivare al risultato dell'istituzione dell'Università del Friuli. Formulo i migliori auguri per la continuazione nei secoli dell'Università di Udine. Qual è l'auspicio principale che lei ha per questo Ateneo, per il futuro? Proprio che cosa si augura che diventi? E continui quello che è stato istituito in base alla legge sul terremoto, quale ente per il progresso di tutto il Friuli. Concretamente rimane ancora molto da fare perché finora ha raggiunto dei grandi risultati, ma non è ancora valutato per quello che può dare e quindi formulo i migliori auguri per il futuro.